can do what we want. We don't need big walls. We make the rules and laws. We can do no wrong. You told me you're ready, you get it, you get it. Yeah, I love your letters, we're melodramatic, and you are my heaven 24/7. I need your honey, I need your lemon. I don't need another reason. You're enough for me. Let's make some memories. E non c'è bisogno di niente, ai, 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 ai. Quando la notte ti prende, ai, 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 ai. Tra il cielo e la savana, tutto girava già buona. Dicevi tu, guardando me. Guardando me. Segui il fiume all'orizzonte, dove l'estate non cambia colore, ed è più vicino anche il sole, sopra la linea dell'equatore. Tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu, vuoi andarci con te e non c'è bisogno di niente, ai, 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 ai. Quando la notte ti prende, ai, 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 ai. Tra il cielo e la savana, tutto girava già buona. Dicevi tu, guardando me. Guardando me. Oh, we on top of the world. Continua a ballare, Beautiful around. fino a quando ti pare, You and me. come un'onda che sale. And keep dancing. Continua a cantare, As long as finché il you tempo want. non cade, finché il mondo non cade. E non c'è bisogno di niente, ai, 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 ai. Quando la notte ti prende, ai, 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 ai. Tra il cielo e la savana, tutto girava già buona. Dicevi tu, guardando me. Guardando me. Buonasera a tutti gli amici in ascolto. Oggi venerdì 19 giugno, ore 19 e 19 minuti. Buon pomeriggio e buona serata da Salvatore Alvino. Eccoci qua, dopo un giorno di riposo. Solo ieri non siamo stati in compagnia, ancora post dalla sbronza che abbiamo avuto l'altro ieri. Radio Napoli, rigorosamente la radio fortunata della Società Sportiva Calcio Napoli. Radio Napoli è andata in onda per due trasmissioni, due radiocronache della nostra squadra del cuore e siamo stati, diciamo, un portafortuna per il Napoli. Siamo stati veramente un portafortuna perché abbiamo fatto due radiocronache, un pareggio con l'Inter che ci è stato utile per il passaggio del turno, e poi abbiamo fatto la seconda radiocronaca, quella della finale, dove abbiamo alzato la coppa al cielo e l'abbiamo portata nella nostra amata terra. Quindi mi sono arrivati parecchi messaggi da parte di chi ci ascolta quotidianamente, che siamo stati di buon auspicio, diciamo, e mi fa molto piacere. Allora, oggi super puntata. Oggi purtroppo al momento, e poi non so se ci segue più tardi, sono da solo in conduzione. Il nostro amico di viaggio quotidiano, Gaetano Donatelli, si è ancora impegnato al lavoro e ancora non ho notizie se per caso può intervenire in diretta più tardi. Comunque faccio io i saluti iniziali. Come sempre vado a salutare tutti gli amici dei gruppi Facebook, quelli capitanati dal nostro amico Gaetano, il gruppo dei balli di gruppo, Donatellis la famiglia, il gruppo di tutta la musica che hai nel cuore, il gruppo di Via Tevere, municipalità dell'amico Giuseppe Puglisi. Poi vado a salutare tutti gli amici dei gruppi WhatsApp, in particolare Trasferte Napoli di Maurizio Palumbo, e a tutti i ragazzi che seguivano in trasferta
il Napoli è sempre una buona serata agli amici del gruppo WhatsApp, noi nei nostri phone. Inoltre poi Gaetano mi può fare un cazziatore, perché io lo richiamo sempre perché si dimentica di salutare poi a tutti coloro che ci ascoltano in diretta un po' da tutta Italia, da tutta Europa, da tutto il mondo. Un ringraziamento a chi ci ascolta in diretta, sicuramente lo farà solo ed esclusivamente dall'app di Spreaker.com. È solo lì che potete accedere alla diretta e ad ascoltarci quotidianamente. Poi lo si può fare tramite podcast grazie a tutte le collaborazioni che facciamo con varie applicazioni come Apple Music, Podcast Music della Apple. Vado a ringraziare tutti coloro che ci ascoltano dalla piattaforma di Spotify, tutti coloro che ci ascoltano da Heart Radio, da Google Music, Soundtrack Music. Un caloroso ringraziamento a tutti voi che ascoltate le nostre puntate quotidiane dalle applicazioni e le scaricate sui vostri dispositivi. Allora, oggi, come vi stavo raccontando prima, che poi mi sono dileguato per i saluti, oggi puntata dedicata alla musica neomelodica napoletana. È una puntata che cerchiamo di fare una volta a settimana nel fine settimana. Adesso, approfittando dell'assenza di Gaetano, e so che non è che non gli fa piacere, non è molto preparato sulla musica neomelodica, ho preferito di farla oggi e poi per domani di fare un pomeriggio in musica in compagnia di qualche artista che stesso voi potete votare, potete darci dei consigli. Se c'è un artista in particolare che vi fa piacere, lo potete fare sempre commentando sulle nostre pagine, la nostra pagina ufficiale Facebook, che vado a ricordare che si chiama Radio Napoli, e come immagine del profilo c'è un mitico cuore rosso con all'interno disegnato il Golfo di Napoli, con a fianco lo stemma del Napoli e con la scritta sopra Radio Napoli, e a fianco di Salvatore Alvino. Allora, andiamo subito ad ascoltare il primo brano in programma per questo pomeriggio. L'artista che ho scelto è l'ex Ciro Ricci, che poi ha dovuto cambiare il nome per motivi di SIAE. L'ha cambiato in Ciro Rigione. Il brano che vi voglio fare ascoltare è uno dei miei preferiti. Vi faccio ascoltare Ciao Mamma. Bastava per me, tale quale amore, che ti sacci di solo ciao mamma. Se sto lontano mi pensi sempre, tu che preghiera mi tieni mente, per tinta capo mille pensieri, quando mi scordi di telefonare, si stanno insieme tutta la famiglia. Per te sono sempre più piccerino, e frate mio come sono geloso, se tu mi abbracci e mi buffi vas, quando canto ti penso sempre, e sacci tu come sei contento, quando senti per la radio, una canzone che voce mia, ti voglio bene ma sono felice, sti cose io cuore che mo ti dici. E quando senti che sta canzone la sta cantando Ciruzzo tuoi, forse perché sto lontano e scrivendo sti parole con cuore a mille all'ora,
passate mezzanotte, quanta gente a feste e piazza, ma speravo per a te, non ce la faccio più, ma da già chiamare, pronto ciao mamma. Si sto lontano mi penso sempre, tu che preghiera mi tieni mente, per dire da capo mi pensiero, quando mi scordo il telefono, si stanno insieme tutta la famiglia, per te sono sempre più piccirino, e frate mio come sono geloso, se tu mi abbracci e mi appuvivassi, quando canto ti penso sempre, e saccio tu come sei contento, quando sento per dire da radio, una canzone che voce mia, ti voglio bene ma sono felice, sti cose io cuore che mo ti dici, e quando sento che sta canzone, la sta cantando Ciruzzo tuoi, si sto lontano mi penso, si sto lontano mi penso sempre. Ciao mamma, ciao mamma. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Ciro Rigione Ciao mamma. C'è una frase che rubo sempre da questa canzone e fa così: quando stiamo insieme tutta la famiglia, per te sempre più piccirillo, io poi la modifico, i faccio e i cugini miei come erano gelosi quando tu mi abbracciavi e mi abbuffavi i vasi. Questa è una delle frasi che ho modificato in questo brano, è perché me la sento mia, perché diciamo c'è un legame, c'era un legame più particolare nei miei confronti con la mia mitica nonna, la mia mitica mamma, nonna Teresa. Quindi quando ascolto questa canzone, diciamo, di Ciro Rigione, la modifico quasi totalmente, perché cerco di girare le parole per dedicarla a lei a modo mio. Cerco un giorno di scrivermi le parole e farla cantare da qualche artista sulle note di Ciro Rigione. Un abbraccio carissima nonna, ti voglio sempre bene e sei sempre nei miei pensieri. Allora andiamo subito ad ascoltare il prossimo artista con il prossimo brano in programma, sempre tratto dal podcast attuale che stiamo facendo, dei brani neomelodici. Vi voglio far ascoltare Amedeo Remi in Non te cagnasse mai, però prima di farvi ascoltare questo brano sono arrivati i saluti di Gaetano e ve lo faccio ascoltare. Buonasera a tutti gli amici in ascolto, vicini e lontani, buonasera a te Salvatore, mi scuso con voi tutti e prima di tutto con te per non essere potuto essere presente questa sera a farti compagnia per questa bella puntata che hai presentato anche senza di me. Ci sentiamo, ci aggiorniamo dopo per la puntata di domani sera se hai intenzione di farla, e ti ringrazio di nuovo di avermi citato nella tua trasmissione, ma io purtroppo non sto seguendo, sì, ma non posso essere in diretta con tutti voi. A voi tutti vi lascio la buonasera e a risentirci a domani. Buonasera a te Gaetano, e mettiti già al lavoro per la puntata di domani, sabato 20 giugno. Come al solito prepara una puntata bella e emozionante, come fai sempre con gli artisti che citiamo sempre in questione qui su Radio Napoli. Allora, vi stavo presentando il prossimo artista musicale. Avevo detto di ascoltare Amedeo Remi in Non te cagnasse mai. Amedeo Remi.
bastato solo una guardata e d'intanto niente la vita mi è cagnata. Che l'amore non l'ha mai capito prima incontro a te. Senza pensarci ad agerato il cuore, solo per te mi sbatte e fa rumore. Per me se la vita si una goccia bene, rinda stuccia blu. E non se ne va, sta voglia di vasare. Tu sei solo che scarfa sto cuore mio. Non ti cagnassi mai, perché tu sei più bella. Non ti cagnassi mai, per me tu sei una stella. Tu forse non lo sai, hai senza te son niente. Tu per me sei l'aria che mi fa campare, tu per me sei la vita che mi fa asciugare. Non ti cagnassi mai, pure se fai gelosa, si dice una voce, non sai come mi piace. Non ti cagnassi mai, quando ci appiccicava e viene a me baciare. Ma fai morire quando stai incazzata, perché con mamma ti è piccicata. Pure se non mi dice sempre colpa è solo mia. Se stai malato con poche febbri, tu vuoi soltanto che ti sto vicino, perché per te sono le sue medicine che ti fa sanare. Saperne c'è sposare, una casa a m'accazzare, a tu mi dice sempre che mi fa papà. Non ti cagnassi mai, perché tu sei più bella. Non ti cagnassi mai, per me tu sei una stella. Tu forse non lo sai, hai senza te son niente. Tu per me sei l'aria che mi fa campare, tu per me sei la vita che mi fa asciugare. Non ti cagnassi mai, pure se fai gelosa, si dice una voce, non sai come mi piace. Non ti cagnassi mai, quando ci appiccicava e viene a me baciare. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta. Oggi ricordo sempre che oggi è venerdì 19 giugno, sono le 19:36. Ragazzi, vogliamo parlare un po' della mitica vittoria della Coppa Italia del nostro amato Napoli? Io innanzitutto è da giorni che sono ormai 2 giorni che non vedo amici juventini, diciamo i conoscenti juventini, non se ne vedono per strada, né tantomeno telefonicamente, perché io ho anche amici che vivono fuori Napoli e hanno fatto una scelta per non tifare per la propria terra, ma diciamo esultano per i colori, sono tifosi dei non colorati, sono tifosi della Juve, e vado a chiamarli, non ti rispondono neanche al telefono. Poi
quando loro fanno i loro risultati li vedete sempre dappertutto a commentare e a parlare. Allora andiamo a salutare chi ci sta ascoltando. Vado a salutare mia cugina Maria Annunziante che ci ascolta da Napoli Centro. Un forte abbraccio a te, a tutta la tua famiglia, a tua mamma, ai tuoi figli. Un abbraccio Maria. Vado a salutare, colgo l'occasione anche per salutare gli amici da Catania che ci stanno ascoltando, Maurizio Federico, Nino Chisari, Ivano Serra. Un abbraccio ragazzi a tutti voi, grazie per ogni pomeriggio che vi faccio compagnia, ci facciamo compagnia. Allora, questo Napoli, grande Napoli di mister Gattuso, in un nuovo modulo 4-1-4-1 che permette di essere più abbottonati, diciamo, di non scompissi molto, e al momento opportuno con le ripartenze dei mitici Insigne Mertens e Calleon, con la loro tocco le palle e fuggi 1 contro 1, stiamo diventando una squadra che stiamo ritornando a fare male, e diciamo adesso ci aspetta solo l'esordio in campionato. Allora, il prossimo brano è in programma, un artista che ha sempre avuto un enorme successo in tutta Napoli, è uno degli artisti più amati del pubblico del palcoscenico partenopeo. Adesso ultimamente, grazie anche alla partecipazione della serie TV Gomorra, dove ha partecipato con le tracce singole durante diciamo la serie TV, e anche colui che canta la sigla iniziale, sta facendo molte partecipazioni anche sul canale nazionale. Esce sempre ospite fra i primi canali più importanti Rai 1, Mediaset, ospite con Maria Venier. È uno degli artisti che ha cambiato anche il genere di musica partenopeo, portandolo su un nuovo genere. Vi sto parlando dell'artista Franco Ricciardi. Il brano che andiamo a ascoltare si chiama Primavera. Primavera, si sente odore mare, dinte suona e chi non parte mai. Piglio sola, a coppo sesto piano, sto balcone, oggi mi pare sciare. Quando è festa, si sente in dall'aria, si respira tutta felicità, e chi aspetta una settimana sana, sta giornata e si va a ricriare. Ma tirano un poco cavara che fa scivazzi e niente fa capire. I tacci incontrati tu io dei giorni fa, e tu c'è cagnata vita mia. Dopo un bagno dice che stai cunata, tieni in mano, ma ti venga a pigliare. Piglia barca o porco marinara, ma sorrienda, tu non ci puoi arrivare. Fa una cosa, firmati miei somara, che stanotte la voglio passare qua. Come doccia Napoli che si scende, Marcellina, e assai più belle sciar. Ma tirano un poco cavara che fa scivazzi e niente fa capire. I tacci incontrati tu io dei giorni fa, e tu c'è cagnata vita mia.
Ed eccoci qui, siamo sempre in diretta, sempre orfano dell'amico Gaetano Donatellis che oggi per cause di lavoro non può essere qui con noi. Quindi aspettiamo sempre suggerimenti nel caso avete voglia di ascoltare qualche artista in particolare per la puntata di domani. Allora andiamo a leggere un po' di notizie che arrivano dal mondo di Facebook. Vediamo. Rune Channel, sito sportivo Rune Channel, ci dà la notizia di un accordo di massima tra il Napoli e l'Lille per il difensore Gabriel. Si parla di 22 milioni più 3 di bonus, contratto da 5 anni e 2 milioni di euro al calciatore. Manca l'ultimo ok di De Laurentiis, operazione virtualmente chiusa. Vediamo un po' se va in porto questa trattativa, anche se è un po' presto come periodo, ma speriamo si possa concludere. Eccolo qua. Poi c'è un post simpatico sulla nostra bacheca di Facebook. Vado a ricordare sempre la nostra pagina ufficiale di Facebook Radio Napoli. Immagine del profilo con il mitico cuore russo disegnato all'interno il golfo di Napoli, con a fianco il logo della società sportiva Calcio Napoli e sopra scritto Radio Napoli di Salvatore Albino. Un minuto di silenzio per tutti gli juventini scomparsi da Facebook. Veramente come l'abbiamo detto già prima, non se ne vedono né in giro e tantomeno sui social o sui vari gruppi WhatsApp. Allora c'è una notizia che ce la fa il sito di Napoli Fanpage. Paziente Covid vuole rivedere il cielo e i medici del Cotugno realizzano il suo desiderio. C'è un'immagine che praticamente fanno uscire questo paziente in barella fuori al cortile dell'ospedale Cotugno, e c'è questo paziente che alza gli occhi al cielo e viene scattata la foto. E veramente commovente. Va un ringraziamento doveroso anche da parte nostra di Radio Napoli, da Salvatore Albino a livello personale, ma chiunque l'ha fatto in questi mesi, in questi giorni. Un ringraziamento veramente a tutti coloro che senza tregua, senza turni di lavoro, sono stati lì sul campo di battaglia in prima linea a rischiare anche sulla propria pelle per un inizio di del Covid-19, a combattere il Covid-19, e veramente sono stati degli eroi, veramente i medici del Cotugno, un po', no, neanche solo i medici del Cotugno, anche di tutti i medici di tutti gli ospedali, di tutte le strutture ospedaliere. Cito queste qua del Cotugno perché diciamo è stato l'ospedale più preso d'assalto per questa guarizione, queste guarizioni di questa malattia, con anche lo staff del dottor Acerto, anche ai medici del Monati, del Caldarelli, del Frate Bene Fratelli, a tutte le strutture sanitarie della Campania, che non sto qua a elencare tutte perché veramente siamo una regione veramente all'avanguardia sulle strutture ospedaliere. Come hanno detto parecchi specialisti, è anche finita l'esodo delle guarigioni fuori dalla nostra regione, diciamo. C'erano prima chi partiva per il viaggio della speranza per guarire malattie terminali e non. Adesso chi ha bisogno di queste cure mediche lo può fare tranquillamente anche nelle nostre strutture ospedaliere, perché come si è verificato dal caso Covid-19, Napoli è una delle prime città specialistiche in qualsiasi tipo di cura di qualsiasi malattia al mondo. Adesso andiamo ad ascoltare il prossimo artista con il prossimo brano. Qua stiamo toccando un po' l'artista principale della musica napoletana. Stiamo parlando di uno dei brani che ha scritto la storia della nascita del neomelodico, della canzone neomelodica. Sto parlando dell'artista Gigi D'Alessio. Non voglio aggiungere altro. Il brano che andiamo ad ascoltare è Anna Re. Che coraggio che tengo ti chiamo ancora, sono capace che da lasciata ieri, a ti cerco una mano per parlare. Sette numeri mai scordati, fatti già un milione mo.
stasera ti dice una cosa mia. Non cazzavo ogni volta, la ricevo, se ti spogli sarà più bella ancora, disponibile non so che mamma. Quasi non lo prometto mai, però tutto l'imbarazzo, e poi per queste cose per detto a te. Non mi ci fatta sta lontana da te, ma che conferenza si è pigliato tempo, ma ci farei sbattuto. Soltanto tu sei tale quale a te. Voglio andare per tre e me paure, si sta in scura, bucana, mi faccia mia prima scusa. Tanto saccia la passa per me, prima sono a doccia ma avrei, sapata non me ne andare. No, tanto saccia non è la verità, il mio vero canato ci sta. Voglio stare solamente con te, perché quando mi stimo di me, pure anche lei chiamava a andare. Io sto aspettando soltanto sapere, se più tardi ti posso vedere. Andare. Amore vissuto, penso ancora contro quello che già sapeva nulla, non passava nemmeno come te. Si cercava per tinto male, ora volta me ne cacciava, scudava dalla porta si suona. Come ci fatta sta lontana da te? Ma che conferenza si è pigliato tempo, ma ci farei sbattuto. Soltanto tu sei tale quale a te. Voglio andare per tre e me paure, si stanno in scura, quando mi faccio ma prima scusa. Tanto saccio le pazze per me, prima solo a doccia ma avrei, sapata non me ne andare. Saccio che la verità, il mio vero canato ci sta. Io voglio stare solamente con te, perché quando tu stimo con me, pure anche lei chiamava a andare. Io sto aspettando soltanto sapere, se più tardi ti posso vedere. E dalla mitica voce di Gigi D'Alessia abbiamo ascoltato il brano Annare. Allora, da sempre dal mondo dei social c'è questo intervento che un po' si è parlato in questi giorni, tra ieri e stamattina, di tutte le maggiori testate giornalistiche del nord Italia, io lo chiamo Nord Italia, che fanno critica sui festeggiamenti dopo la Coppa Italia di noi tifosi del Napoli con gli assembramenti. C'è il titolo che fa così: Napoli festa per la Coppa Italia, la sindaca di Torino si può vincere senza assembramenti. Voglio ricordare anche alla sindaca di Torino: si può vincere senza assembramenti, ma soprattutto si può perdere senza 3 morti e oltre 1500 feriti, come accaduto la sera del 3 giugno 2017 a Torino. Anche al sindaco di Vicenza, che è stato neopromosso in Serie B,
c'è stata un'enorme festa nella mitica piazza di Vicenza, e lì però la notizia non è uscita fuori, solo si parla sempre solo delle cose che accadono qui da noi, specialmente a Napoli. Non va bene. E arriva anche una ultima notizia purtroppo brutta, drammatica. Grave incidente per Alex Zanardi, custode disperato in ospedale con l'elicottero. Purtroppo l'amico Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena durante una delle tappe della staffetta di obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paraolimpici in handbike, bici e carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 del comune di Pienza. Da quando è appreso e coinvolto un mezzo pesante, sul posto è intervenuto l'elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale. Ricordiamo che Alex Zanardi ha vinto 4 ori paraolimpici. Purtroppo brutta notizia, anche questa brutta notizia. Adesso vi voglio far ascoltare il prossimo brano in programma, brano che è, diciamo, un compagno di viaggio di Gigi D'Alessio. Hanno fatto una lotta negli inizi degli anni 90 per chi diciamo rubava più pubblico, ma veramente non c'è scelta per il prossimo artista che andiamo ad ascoltare, la mitica voce di Gigi Finizio. Il brano che ho scelto per farvi ascoltare è Smania. Quando mi stai vicina, lo desiderio fuoco nasce in pietà a me. Ma appicci che stai bene e dopo si allontana per correre a te. Si nasconde in tasto corridoio per non si far chiappare. Ma poi ti parlo di questo amore mio per si fa perdonare. Ti voglio tanto bene, ma non ti saccio dire, solo che sti occhi miei ti fanno far capire. Menserata dentro cuore, mille spazi d'amore, che mi parlano e sto bene, prigioniere in una passione. Cento spine innamorate che mi fanno più soffrire. Tu sei un sogno d'oro che non può mai fermare. Tu sei una cimagna di rosce che non può mai morire. Cento spine innamorate che mi fanno più soffrire. Tu sei un sogno d'oro che non può mai fornire. Tu sei una cimagna di rosce che non può mai morire.
Ma quanto è bella questa canzone di Gigi Finizio, mamma mia che voce, una voce spettacolare, la voce di Gigi Finizio, fa concorrenza veramente agli artisti che pian piano stiamo citando in questo pomeriggio in compagnia con la musica neomelodica partenopea. Allora, andiamo ad ascoltare adesso il prossimo brano in programma dalla mitica voce di Luciano Caldore. Oggi gli artisti a go-go, veramente è difficile fare una puntata neomelodica perché gli artisti ne sono tanti, i brani che hanno fatto successo della nostra musica sono un'enormità, quindi è veramente difficile scegliere cosa farvi ascoltare in questo pomeriggio. Prima di farvi ascoltare questo brano voglio ricordare tutti gli appuntamenti settimanali che trattiamo. Da lunedì al venerdì facciamo di solito il pomeriggio in musica con o generi di canzoni tipo per esempio la musica degli anni 70, musica degli anni 80, oppure facciamo il pomeriggio con l'artista in questione. Veramente abbiamo trattato parecchi artisti sia della nostra terra napoletana sia della carattere nazionale. Una delle ultime puntate che abbiamo fatto molto belle, che è stata una delle mie preferite, è i vincitori del Festival di Napoli della musica napoletana. Ringrazio tutti coloro che hanno scaricato questo podcast o l'hanno ascoltato in diretta, veramente ne siete tantissimi. Facciamo anche il nostro talk sportivo, puntata che la stiamo programmando per o domenica sera o per lunedì sera. Non ci rompete il calcio, talk sportivo di Radio Napoli, ideato e condotto dal sottoscritto. Stiamo aspettando qualche notizia di organizzazione di qualche società per qualche evento live che succederà in questi giorni e cercheremo di averlo sempre in esclusiva ai nostri microfoni di Radio Napoli. Abbiamo fatto allora il nostro talk sportivo Non ci rompete il calcio, il pomeriggio in musica con l'artista in questione, diciamo, ci scegliete Mango, Pino Daniele, Insavitabili, Nino D'Angelo, Little abbiamo fatto veramente tanti artisti. Per la scelta musicale basta andare su Google e scrivere pomeriggio con Radio Napoli e escono poi tutti i podcast di tutti gli artisti e vi scegliete voi la puntata che volete ascoltare. Adesso vi voglio far ascoltare dalla mitica voce di Luciano Caldore, Pazzo d'amore. La mia ragazza sei tu, il primo amore tu, ed in ta macchina stereo ad alta voce con te, innamorarsi di te non è difficile, sai, e addavantava così giusto tu e mi giurava te voglio bene sempre più, e invece pochi fatta tu mi l'hai salata così. Pazzo d'amore, innamorato di chi ma non mi sente e non mi voglio sentire. Teneva a te e mo non tengo niente più che può sapere se non mi gridi mai.
farà male ma che ci posso fare se mi ritrovo da solo, più pazzo ancora di te, pazzo d'amore, innamorato di chi ma non mi sente o non mi voglio sentire, teneva a te e mo non tengo niente più che può sapere se non mi grida manca tu, sognavo un amore indipendente da chi mo ti trattena e non ti fa più venire, a tu sai tu, a tu ti sembrata a me, in dal mondo conosciuto insieme a te. Pazzo d'amore, innamorato di chi ma non mi senta e non mi voglio sentire, teneva a te e mo non tengo niente più che può sapere se non mi grida manca tu, sognavo un amore indipendente da Ed eccoci qua sempre in diretta in vostra compagnia. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Luciano Caldore, Pazzo d'amore. Allora, scorrellavo un po' di notizie sul mondo Facebook. Purtroppo c'è un'altra notizia drammatica per oggi. È venuto a mancare il piccolo Mattia della scuola calcio di San Giorgio a Cremano. Le mie più sentite condoglianze e veramente non ci sono parole per questa notizia atroce. Purtroppo sono cose che non si dovrebbero mai raccontare, ma per dovere di cronaca vi do questa notizia e esprimo le mie condoglianze da parte di Salvatore Albino e da tutta la redazione di Radio Napoli a tutta la famiglia del piccolo Mattia per la sua mancanza. Allora, ogni calciatore del Napoli sta facendo la foto di rito con la coppa. La società ha permesso a tutta la rosa di portare la coppa a casa e ognuno sta facendo selfie con la propria famiglia. Oggi è stato il turno di Arek Milik, che ha postato una foto sul suo profilo ufficiale di Instagram con la compagna Jessica Zojek, foto con la Coppa Italia e con il cagnolino, anche se è non colorato. Questo cane lo vedo bianco e nero, non è colorato. Pubblica una foto su Instagram seduto a terra lei e la compagna nel salone di casa sua con la coppa accanto a loro. Un altro video che sta facendo tanti click sul mondo social è il video di Nicola Maximovic, che all'esterno della stazione di Afragola esce seduto sul finestrino del taxi che lo stava riaccompagnando a casa e si mette ad esultare con i tifosi, e c'è il delirio attorno all'auto del tassista, diciamo. Vabbè, poi ci sono vari gif di sfottò per la Juve. Il più colpito è giustamente Cristiano Ronaldo, e poi ci sono dei link che ringraziano Mister Sarri per la conquista della Coppa Italia, perché c'è sempre qualcuno che dice che Mister Sarri è un infiltrato nella casa della vecchia signora. Vabbè, il comandante purtroppo ha fatto altre scelte e ormai è il passato.
Va bene così, ormai abbiamo un grande mister, io sono particolarmente ancora più ho un leggero affetto diverso nei confronti di tutti i giocatori passati del Napoli, nei confronti di mister Gennaro Gattuso, perché diciamo è una persona del sud. Sappiamo tutti che mister Gennaro Gattuso è calabro, della Calabria, di Schiavonea, quindi ha il calore nel sangue come il nostro, quello dei napoletani. Non è una persona del nord Italia con carattere freddo, diciamo, è un più passionale, diciamo, è la reincarnazione del tifoso nei panni del mister, sia di grinta, di lavoro, sacrificio del lavoro, nelle dichiarazioni, palla in faccia, veramente il mister che ci voleva in questo momento per il Napoli. Adesso andiamo ad ascoltare il prossimo brano in programma. Andiamo adesso con una voce femminile. Per una scelta di una voce femminile come primo brano ho fatto anche un'altra scelta di una voce femminile che la ascolteremo più tardi, ma come prima scelta ci voleva solo Maria Nazionale. Il brano è in questione è Storia Piccerilla, Maria Nazionale. Piccerilla che diventano importanti. Era niente. Topolini è diventato un gigante. Topolini è diventato un gigante. Nella notte, tutte e due dentro una macchina rubata, con uno stereo che suonava disperato, una canzone innamorata. E fatto sempre così. Ma è una volta che tu ci hai pensato, che mi è piaciuto, ci sento pazziato, mi ha avuto cacciato. E poi tanto può fare. Le storie su più che venuto, su scese e sei venuto, su solo passato. Mi scioglie l'estate. Non ti volevo sposare. Date l'amore forzato, una corda tirata, con chi mi ha spezzato. E tu sei scappato. Al modo sente morire. Oramai si lavato affondato, non dire mattina che sei cancellato. Ti sei innamorato. Son che storia, piccerella che diventano importanti. Piccerilla che diventano importanti. Era niente. Topolino è diventato un gigante. Topolini è diventato un gigante. Nella notte, tutte e due dentro una macchina rubata, con uno stereo che suonava disperato, una canzone innamorata. Son che storia, piccerella che diventano importanti. E dalla mitica voce di Maria Nazionale abbiamo ascoltato il brano Storia Piccerella.
Ormai sono giorni che, come è giusto che sia, sul web ci sono sempre post dedicati a Napoli, della vittoria della Coppa Italia, video, dichiarazioni sempre del mondo social nei confronti della vittoria della Coppa Italia. C'è anche la dichiarazione del presidente De Luca, che dice: il somaro politico ha ripreso a ragliare alla faccia come il fondoschina. Peraltro parla di Salvini, e poi c'è anche un duro attacco alla Juve nel modo di giocare la finale di Coppa Italia. Veramente settimane e giorni appassionati per il ritorno in calcio in Campania, ma anche del ritorno in calcio in generale, perché ricordiamo che già da domani inizia di nuovo la Serie A con vari appuntamenti. Ci saranno 2 partite il sabato, 2 partite la domenica. Si giocherà lunedì il Napoli, giocherà martedì contro il Verona, giocherà contro il Verona martedì. Poi ci sono anche le previsioni del dottor Alberto Zangrillo, che ci comunica: a fine mese via le mascherine, gli italiani sono già stati terrorizzati abbastanza, si spera quanto prima anche perlomeno all'aria aperta di togliere le mascherine, però ci sarà ancora l'obbligo di usare le mascherine nei centri, nelle zone chiuse, diciamo negozi, centri commerciali. Come giusto che sia, diciamo, ancora un po' di prudenza da parte nostra. Anche oggi ci sono stati 0 contagi, molti numeri dei guariti, veramente qui a Napoli stiamo facendo passi da gigante giorno per giorno. Ringraziando Dio sta finendo anche questa situazione del coronavirus, ringraziando il Dio. Allora adesso andiamo ad ascoltare il prossimo artista in questione. Dalla mitica voce di Nino D'Angelo, il maestro della musica napoletana, della musica partenopea, sia dal lato della sceneggiata, sia colui a livello televisivo ha fatto veramente tanti film che sono stati messi anche sui principali canali nazionali, milioni di visualizzazioni per ogni diretta. Veramente l'artista Nino D'Angelo è un artista interminabile, diciamo. Ha racchiuso parecchie generazioni di ascolto sia dai nostri genitori, noi, i nostri figli adesso. Veramente la sua carriera ha racchiuso 3 tipi di generazioni, diciamo 3 annate di generazioni. Veramente un artista veramente insostituibile. Il brano in questione di Nino D'Angelo che vi voglio far ascoltare è Popcorn e Patatine. Noi solo vicino, o stessa tavolina, una birra gelata, gelata come noi, 2 morsi, un panino, amico cameriere, non fare il cretino, va via. Noi solo parlammo, ma non diciamo niente, l'amore ci chiama e noi non rispondemmo. Arriva già il conto, mi presti 1000 lire, mi presti qualcosa da dire. Popcorn e patatine mi faccia ricordare che non c'è stata, che magari non può tornare. Tu la mia bambina, ma l'amore e libertà, io con il mio sciocco sogno di felicità. Popcorn e patatine mi faccia ricordare quando mi pescava tu corrivano a abbracciare. Tavolina, ti sfiora la mano pigliando un bicchiere, ma guarda, te guarda, si incontrano nei pensieri. Facciamo la pace stasera, noi solo, più solo, e chi non te innamora. Sciupammo, studiamo, stiamo facendo tardi, che sciocco puntiglio e non ce n'accorgiamo, che noi senza noi ci perdiamo.
popcorn e patatine mi ci ha ricordare che la sei stata, che la non può tornare. Tu la mia bambina per amore e libertà, io con il mio sciocco sogno di felicità. Popcorn e patatine mi ci ha ricordare quando mi desciava tu corriva a m'abbracciare. Sempre bella da ascoltare il mitico brano di Nino D'Angelo, Popcorn e Patatine. Adesso la prossima è un artista che ha partecipato anche al reality L'Isola dei Famosi, sempre partecipazioni sul canale Mediaset, ospite da Barbara D'Urso. Ha fatto veramente una crescita esponenziale a livello di artista, una carriera che sta andando sempre verso il successo. Se lo merita perché viene da tanti sacrifici. L'artista che vi sto parlando è Nancy Coppola. Io adesso, come scelta di questo brano, siccome ha scritto vari album, tantissime le canzoni pubblicate da parte di Nancy, ho scelto quella la più simpatica, diciamo, perché ormai tutti i brani, anche oggi, che vi ho fatto ascoltare sono stati brani che hanno scritto la storia della musica neomelodica, diciamo, brani conosciutissimi, brani che tutti secondo me hanno cantato mentre si ascoltava la puntata odierna. Il prossimo per me è un brano simpatico per fare un po' di anche ironia in queste giornate che ci accompagnano verso la fine della giornata, diciamo, come orario siamo verso le 20:20. Vi voglio dedicare questo brano e poi andiamo per i saluti finali e vi farò ascoltare l'ultimo brano per la chiusura della puntata. Il brano in questione, Taccia fa schiattà, Nancy Coppola. Fatemi mo sapere, si faccio spese vostre sempre pronte, arreda sta finestra a tendrica, si scende preparate, mi attenzione, con l'occhio si fissa mi guarda, mi pare una cannibale africana, che sapo solamente rusicata, già fa schiattare, se me tu parli male e quando passa a voto sempre sale, già fa schiattare, si a tavola tu sparla e quando è doppia fa una mala digestione, già fa schiattare, nemmeno l'Alka-Seltzer ti aiuta a digerire, non da già fa mangiare, da già solo un giusto si da fatto consuma, l'invidia stessa a te va schiattare, ma già stai scomparendo a rinde panna, ma caghi ingrassa fino sossulia, con mica una battaglia già perduta, io sono fortunato come che, a me chi sto malocchio non mi coglie, e torno contro chi l'ha fatta a me,
da già fa scattare, se me tu parli male e quando passa qua, io voto sempre sale, da già fa scattare, se a tavola tu sparla e quando è doppia fa, una mala digestione, da già fa scattare, nemmeno l'alka-seltzer ti aiuta a digerire, non da già fa mangiare, da già solo tu sudare. Già fa scattare, se mi tu parli male e quando passa qua, io voto sempre sale, da già fa scattare, se a tavola tu sparla e quando è doppia fa, una mala digestione, da già fa scattare, nemmeno l'alka-seltzer ti aiuta a digerire, non da già fa mangiare, da già solo tu sudare. Bella e simpatica sia lei come artista, è simpatica anche il brano che abbiamo ascoltato, anche a volte per cambiare un po' genere di musica e cercare di farvi un po' di compagnia con musica anche che ci fa sorridere. Un altro pomeriggio è passato, un altro pomeriggio è volato via, sempre un ringraziamento in particolare a tutti voi che ci ascoltate in diretta, chi tramite i gruppi Facebook, chi grazie all'applicazione Spreaker.com, chi ci segue dai gruppi WhatsApp. Va sempre un caloroso abbraccio in particolare per tutti gli ascoltatori live, perché veramente siete in tanti. Un enorme abbraccio a tutti voi che ci ascoltate sempre in diretta. Un altro ringraziamento è doveroso e un po' a tutto il pubblico in generale, tutti coloro che scaricano i podcast e si riascoltano le puntate o le canzoni, i brani in questione in qualsiasi momento della giornata. Ormai ci sono tante campanelline dei mi piace che arrivano dall'applicazione Spreaker.com, dalla mitica app Spotify, che è l'applicazione più scaricata del momento e ci sta dando veramente grossi numeri di ascolto. Grazie. Prima di andare con l'ultimo brano in programma è doveroso ringraziare anche a tutti coloro che ci seguono tramite il nostro profilo ufficiale di Facebook Radio Napoli. Siete in tanti che state scrivendo messaggi per la puntata di domani. Sarà Gaetano Donatellis poi a prendere nota e a decidere per la scaletta dei brani di domani. Lo saluto e ci è dispiaciuto tantissimo che oggi pomeriggio non è potuto essere in diretta con noi, sicuramente domani è dei nostri. Saluto anche Lucia Donatellis che ascolta quotidianamente i podcast per orari lavorativi. Lei non può mai ascoltare la diretta e si scarica sempre il podcast dalla nostra pagina ufficiale Radio Napoli e se l'ascolta con calma a casa mentre le facciamo compagnia, mentre fa le faccende domestiche. Quindi anche a lei un forte abbraccio, a tutti coloro del gruppo WhatsApp Donatellis e la famiglia che ci ascoltano in tanti, a tutti quanti, anche le persone che ci ascoltano da Catanzaro, un bacio a tutti voi e un ringraziamento in particolare sempre da parte mia, e anche se non c'è sarà anche a modo di Gaetano Donatellis. Andiamo per il brano finale. L'artista in questione che ho scelto è Gianni Fiorellino con il brano Te donga il core. Cosa dirvi? Un ringraziamento è doveroso da parte mia in primis. Un abbraccio a tutti, l'appuntamento per domani lo anticipiamo di un'oretta, cercherò di stare in diretta verso le 18:15. Invito sempre per aggiornamenti di orari, per facilitarvi per il link della diretta, di essere sempre connessi e sintonizzati sulla pagina ufficiale di Radio Napoli. Una buona serata a tutti, un ringraziamento da parte di Salvatore Avvino, un bacio a tutti, a domani con un altro pomeriggio in musica.
Marcellina, su chiudere in tuo pallone, per te casi e Barcellona, con dizionario spagnolo non dormo più a notte, mi metto a studiare, saccio 3 o 4 parole e ti posso parlare, te dongo il cuore, te dongo la mia vita, mia bella chiquitita, se chi te fai vasare, te dongo il cuore, mi dai la cabellera, te porti in riva al mare, sul letto de passione, non saccio parla spagnolo, ma non serve né parole, chi va bene è universale, certo non mi va a fermare, che non si nato qua, te dongo il cuore, te dongo tutto il mondo, te amo nel profondo e muero già per te, sono de fuego e tu sei la mia agua, mi brucia nella bocca e viene a casa. Una bomba a neutrone, non filo l'alta tensione, fammi pigliare sta corrente, voglio morire, non fa niente, come se fosse una luce per dire che sto occhio volesse passare, e ti cagnasse pensiero per farmi pensare, te dongo il cuore, te dongo la mia vita, mia bella chiquitita, se chi te fai vasare, non saccio parla spagnolo, ma non serve né parole, chi va bene è universale, certo non mi va a fermare, che non si nato qua, te dongo il cuore, te dongo tutto il mondo, te amo nel profondo e muero già per te, sono de fuego e tu sei la mia agua, mi brucia nella bocca e viene a casa. Chiquitita, se chi te fai vasare, te dongo il cuore, mi dai la cabellera, te porti in riva al mare, sul letto de passione, te dongo il cuore, te dongo tutto il mondo, te amo nel profondo e muero già per te, te dongo il cuore, te dongo la mia vita, mia bella chiquitita, se chi te fai vasare, te dongo il cuore, mi dai la cabellera, te porti in riva al mare, sul letto de passione.